Buongiorno, siamo collegati con Patrizio Bertin, presidente regionale del Veneto di Ascom Confcommercio. Vorremmo parlare con lei, Bertin, di un tema di cui lei ha parlato nei giorni scorsi, cioè l'allarme sulla desertificazione dei centri storici delle nostre città capoluogo. Problema che riguarda il commercio, ma non solo, riguarda la vita di tutti noi cittadini, la vivibilità dei centri storici. Ecco, di che cosa si tratta? Quali sono i dati di cui siete in possesso che testimoniano questo fenomeno? Allora, i dati sono fino a giugno, quindi non abbiamo ancora, stiamo lavorando per avere sempre più aggiornamento dei dati, però l'indicazione è che nei centri storici si sta, desertificando la situazione commerciale perché viene preferita la periferia. E questo è un dato allarmante perché noi conosciamo bene quali sono le difficoltà una volta che un centro storico viene abbandonato dalle attività commerciali, cosa significa, specialmente nelle città nostre del Veneto, dove che abbiamo prima di tutto le università, che quindi sono città molto frizzanti dal punto di vista proprio della partecipazione proprio dei cittadini, e quindi sono sempre stati dei centri vivi, praticati in maniera anche molto assidua. Adesso ci troviamo in questa situazione perché la gente oggi, con quello che è successo dopo 2 anni di pandemia, dopo una guerra in corso, dopo un aumento delle materie prime che sta facendo veramente, piegando le famiglie, ma non solo, anche le imprese, perché i costi sono aumentati in maniera spropositata, e non parlo solo delle bollette, parlo proprio delle materie prime e della difficoltà nel reperire anche prodotti. Quindi c'è tutta una situazione che questo cosa significa? Significa che la gente è molto attenta a come e a cosa spende. Nei centri storici, la prima spesa che uno fa quando arriva, se non arriva o col mezzo pubblico o con la propria auto, sono i parcheggi. Sì, certo, ma secondo lei, appunto, al di là del Covid, hanno influito anche questioni legate all'e-commerce, quindi le abitudini di comprare su internet? Ci arrivavo. E quindi, come dicevo, quindi tu hai subito una prima spesa. Secondo, durante la pandemia, che non ci poteva muovere, tanti hanno scoperto il valore del negozio di vicinato, però tanti hanno cominciato ad acquistare dalla poltrona di casa, e quindi la comodità che il giorno dopo avevi il prodotto. E anche questo è un indice che ci sta preoccupando tantissimo, perché noi non siamo contro la vendita online, voglio che sia chiara la cosa, perché per noi è la quarta vetrina nostra la vendita online. Siamo contro alle grandi piattaforme dove monopolizzano appunto la piazza e dove loro, non pagando la tassazione come la paghiamo noi, possono fare anche dei prezzi molto vantaggiosi. Senta, avete anche un dato, diciamo, numerico, cioè in percentuale, quanti negozi avranno chiuso negli ultimi anni nei centri storici? Tanto per dare un'idea della dimensione del fenomeno. Sì, la dimensione è che, se prendiamo una città campione, secondo che ho i dati proprio qui sotto mano, diciamo che la chiusura delle imprese, perché c'è stato un grafico che prima dal 2012 in poi sono prima cresciuti, dopo sono calati e adesso sono anche là in caduta. Perché sono in caduta? Perché come conosciamo bene, la pandemia ha provocato appunto la prima moria di negozi, e adesso stanno veramente, l'aumento delle bollette elettriche sta mettendo in ginocchio le imprese che non hanno più i soldi per pagare le bollette. Noi stiamo lavorando veramente con il nostro ufficio, con i nostri confidi, per rateizzare le bollette. Lei capisce bene che fare impresa in queste condizioni, molto difficile. Ecco, un'impresa deve crescere. Allora,
Immagino che ci sia il tema degli affitti, che sono sempre molto cari nei centri storici, vero? Anche questo. E quali sono i rimedi che proponete come categoria per cercare di invertire questa tendenza? Ecco, quello che noi stiamo cercando di avere una visione intanto di una città che sia con l'accoglienza. Dobbiamo assolutamente spingere sul turismo, che adesso è ancora bloccato, però il turista è quello che spende in maniera molto più sui centri storici, particolarmente spende tantissimo, e poi anche con riqualificazione dei centri storici. I centri storici devono essere riqualificati e con il PNRR c'è la possibilità di farlo. Allora, c'è qualcuno e qualcosa che si deve muovere in questo senso. La politica mi sembra che non abbia capito bene il problema e noi stiamo spingendo per farlo capire. Non è più possibile andare avanti come si andava avanti 3 anni fa, non 100 anni fa, 3 anni fa. Sono cambiate radicalmente le regole del gioco e noi che ricordiamo sempre che prima sono nate le attività commerciali e dopo hanno costruito la città attorno, pertanto per definire l'importanza del commercio. Quindi sarà una preoccupazione che noi la metteremo sempre avanti e solleciteremo la politica perché seriamente prendano in mano questa Anche situazione. perché se i centri storici si spopolano e diventano dei dormitori, le città, poi c'è tutto un problema, ci sono una serie di problemi connessi, parliamo anche della insicurezza, no? del fatto di non sentirsi a proprio agio anche solo facendo una passeggiata la sera, quindi c'è tutta una serie di conseguenze che sono sicuramente negative, no? Sì, sì, i centri storici se si spopolano soprattutto di affluenza di gente, perché sono sempre meno popolati, perché insomma conosciamo bene quali sono i costi di abitare in centro. Però insomma se c'è la frequentazione, la comodità, la gente oggi vuole muoversi in libertà, in comodità, ok? Quindi devi essere una città ricettiva, una città che sa offrire accoglienza, allora vedrai che le città si riempiranno e le attività commerciali avranno la possibilità di vivere dignitosamente. Grazie allora Bertin di questa Grazie a conversazione voi. e buon lavoro, buona continuazione. Grazie, arrivederci a voi, grazie mille.